Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Catania, alta tensione dopo l'omicidio nel parcheggio e le sparatorie notturne in serie. Intervengono anche i sindacati. Per la CGIL non è un'emergenza improvvisa perché la città è sempre più povera. A TG Sicilia il prefetto Signoriello che stiamo vedendo. Pronte azioni per aumentare la percezione di sicurezza a Catania. Anche a Palermo contrasto difficile all'illegalità di strada dopo che nel weekend le forze di polizia hanno cinto d'assedio 2 aree della Movida, malavitosi e ladri si sono spostati altrove, danneggiando l'illuminazione pubblica per agire indisturbati. Augusta, 4 dirigenti dell'Ecomac indagati per incendio colposo per il rogo di luglio. A Melilli e Villasmundo, comuni vicini all'impianto che smaltisce i rifiuti differenziati, si era diffusa la diossina. 21 anni dopo la sparizione di Deniso Pipitone a Mazara del Vallo, polemico post dei genitori, il nostro è un ergastolo di dolore, dicono, paghiamo gli insuccessi degli altri. Il sindaco Quinci, solo verità e giustizia potranno lenire ma non rimarginare il loro dolore. Riaperta in anticipo la caccia in Sicilia ed è subito scontro. Per la LAV, Lega Antivivisezione, concessa una preapertura che porterà al massacro di un numero altissimo di animali innocenti. Ad Agrigento, l'Iolà di Pirandello, rivisitato da Mario Incudine con i suoi spettacolari quadri tra musica, teatro e poesia. Calcio, 4 punti in 2 gare, il Palermo arriva alla sosta di campionato con fiducia. Sul fronte mercato il DS Carlo Osti lavora a un possibile ultimo colpo in entrata. Anche in Serie C, ultime ore di trattative della sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Catania acquista e cede immediatamente in prestito alla Ternana la punta Simone Leonardi. Frisenna è un nuovo giocatore del Siracusa. A Trapani si lavora a sfoltire la rosa. Lo stop stasera alle 20. Bentrovati, dunque l'allarme sicurezza tra Catania e Palermo nel capoluogo, l'impegno contro l'illegalità non trova ancora soluzioni definitive. Nel fine settimana le forze di polizia hanno cinto d'assedio 2 diverse aree della Movida, ma ladri e malavitosi si sono spostati altrove danneggiando l'illuminazione pubblica per agire indisturbati. Manlio Viola. Non c'è pace per la città di Palermo. La risposta all'allarme violenza di strada è venuta nel fine settimana da 2 diverse operazioni condotte da polizia e carabinieri. 3 locali sono stati chiusi nel corso dei controlli fra venerdì e sabato da parte di carabinieri e agenti della municipale nella zona della Movida, 2 in via dei Chiavettieri, 1 in piazza Sant'Euno alla Magione. Nel fine settimana il centro storico è stato cinto d'assedio dalle forze dell'ordine presenti nell'area della Movida cittadina e del centro storico, con una particolare attenzione alle zone della Vucciria, di Corso Vittorio Emanuele, di via Roma, di piazza San Domenico, di via dell'Argenteria, via Paterna, piazza Caracciolo e intorno a tutti gli assi viari dei Maccheronai, della discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, di piazza Rivoluzione, di via Garibaldi. Sono state complessivamente identificate ben 195 persone e 48 veicoli. Domenica invece è toccato alla borgata di Mondello essere cinta d'assedio e controllata sia sul fronte dello spaccio di stupefacenti che nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Ma mentre le forze dell'ordine cercano di dare segnali forti, in via Giuseppe Bennici invece, nella zona di Corso Calata Fiumi dalla parte opposta della città, si spengono quasi tutti i fari dell'illuminazione pubblica. A causare il blackout il furto dei cavi dell'impianto di illuminazione. La scorsa settimana un altro furto di cavi era stato scoperto nella zona di Acqua dei Corsari. Gli impianti di illuminazione nel tempo sono stati danneggiati in numerose altre vie. Un doppio problema, ovvero sia il danno economico che il buio che ne deriva e favorisce gli episodi di criminalità di strada. Anche a Catania alta tensione dopo l'omicidio nel parcheggio di Corso Sicilia e le sparatorie notturne dei giorni scorsi.
Oltre alle forze di polizia e alla politica intervengono adesso anche i sindacati. La CGIL dice: questa non è un'emergenza improvvisa perché la città è sempre più povera. Luca Ciliberti ha chiesto al prefetto di Catania Signoriello a che punto è l'impegno per la sicurezza in città. Ascoltiamolo. Gli ultimi episodi di criminalità certamente hanno alzato l'allerta sicurezza in città. I cittadini catanesi si sentono certamente meno sicuri. Il totale dei reati nel primo semestre 2025 rispetto all'anno precedente si è ridotto del meno 21,27%. Sparatori, le corse dei cavalli, insomma tutte le operazioni che voi portate a termine in realtà sembrano veramente troppo poche rispetto a quello che succede. Diciamo è utopistico immaginare che le attività di prevenzione anticrimine possano non fare accadere nulla. Diciamo che si previene la maggior parte dei reati. Quelli che comunque avvengono devono richiedere risposte pronte, ma lei giustamente ha citato questo ultimo episodio, questo omicidio terribile, peraltro insomma in una zona di centro di Catania, eppure le faccio considerare come poi alla fine l'omicida, o comunque presunto omicida fino alla conclusione delle attività giudiziarie in corso, cioè sia avvenuta a una distanza temporale così breve, cioè da fare capire che il sistema di risposta in realtà funziona. In tanti chiedono l'esercito, la presenza di più telecamere, può servire questo? Allora, premesso che sul tema delle telecamere stiamo facendo tutta una serie di ragionamenti in Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, anche con l'amministrazione comunale, c'è un progetto di ampliamento importante, stiamo cercando di capire quali possono essere le fonti di finanziamento ed è un tema che, ripeto, verrà presto nuovamente fatto oggetto di attenzione. Notizia di poco fa, la Procura di Catania ha richiesto la convalida del fermo di Abtom Ailu, 37 anni, etiope, accusato di aver ferito mortalmente Alessandro Indurre nel parcheggio di Corso Sicilia. L'indagato, fermato dopo l'aggressione da carabinieri e polizia, è reo confesso, anche se ha sostenuto di avere agito per difesa. Altri argomenti: 4 dirigenti di Ecomac indagati per l'incendio dello scorso luglio nello stabilimento di Augusta. La stessa azienda, che tratta rifiuti differenziati, era già stata colpita da un grosso rogo nel 2022 e qualche giorno fa ancora fiamme domate quasi subito. Francesco Aloi. Fiamme e fumo non ci sono più, ma il tempo non ha certo cancellato il grosso incendio che ha tenuto col fiato sospeso gran parte del siracusano. Sono 4 gli indagati, tutti dirigenti di Ecomac, lo stabilimento di smaltimento rifiuti distrutto dal fuoco ad inizio luglio. Gli avvisi di garanzia quindi sono partiti. Reato contestato a vario titolo, incendio colposo in concorso. Il lavoro di Nictas e Guardia di Finanza, coordinato dalla Procura, non si è mai fermato. Le indagini a tutto campo, mentre l'opinione pubblica era scossa, tutti preoccupati per le conseguenze del rogo alle porte di Augusta. Le ordinanze dei sindaci dell'Interland che invitavano a restare a casa. Nell'aria, infatti, l'ARPA aveva trovato presenza di diossine al di sopra della norma. E pensare che quello dello scorso luglio non è stato l'unico incendio che ha coinvolto Ecomac. Già nel 2022 un altro rogo, quasi fotocopia, e poi la scorsa settimana, anche se questa volta molto più circoscritto e domato quasi nell'immediato. L'azienda intanto è stata dissequestrata e consegnata ai titolari. A Matera del Vallo adesso, 21 anni dopo la sparizione di Denise Pipitone, addolorato e polemico post dei genitori. Il nostro, dicono, è un ergastolo di dolore. Paghiamo sulla nostra pelle gli insuccessi degli altri. Evviva la giustizia! E il sindaco Quinci dice: solo la giustizia può lenire il loro dolore. Laura Spanò. Stai zitto. Figlio mio, si ora, papà.
Eccola Denise Pipitone, come abbiamo imparato a conoscerla in tutti questi anni, da quel mercoledì 1 settembre 2004 quando sparì da via La Bruna a Mazzara del Vallo. 21 anni dopo, Piera Maggio, il padre biologico di Denise, Piero Pulizzi, continuano a sperare di ritrovare la figlia. Il dolore non si affievolisce, scrivono, anzi ogni anno si acuisce. La sensazione di ingiustizia per chi ha causato sofferenza, mentre noi ne portiamo il peso, è straziante. Stiamo pagando sulla nostra pelle gli insuccessi degli altri, un ergastolo del dolore a vita. Nonostante le ricerche immediate, le indagini, il processo, gli avvistamenti, le trasmissioni TV, le interviste, i racconti, le testimonianze, di Denise neppure l'ombra. Il desiderio più grande per i genitori è che la verità emerga per avere un po' di pace. Denise scomparve nell'attimo in cui rimase da sola, dopo che la zia Giacomo aveva richiamato in casa per il pranzo il figlio. La piccola era attesa invece dalla nonna che aveva preparato le lenticchie. La macchina delle ricerche scattò su tutto il territorio nazionale ed europeo. Carabinieri, polizia, SCO, finanza, guardia costiera, vigili urbani del fuoco, volontari, pozzi, anfratti, cave, cimitero, casolari abbandonati. Tra le ipotesi investigative, un rapimento per far perdere le tracce della bambina, e tra i sospettati c'erano anche l'ex moglie di Piero Pulizzi, Anna Corona, la figlia Jessica Pulizzi e l'ex fidanzato Gaspare Caleb. La posizione di Anna Corona, accusata di sequestro di minorenne, è stata archiviata dal GIP di Marsala nel 2013. Jessica Pulizzi invece è stata assolta nei 3 gradi di giudizio. Per l'ex fidanzato Caleb è intervenuta la prescrizione del reato. Da oggi anche in Sicilia riparte in anticipo la stagione della caccia, 15 le specie cacciabili. Come sempre non mancano le proteste delle associazioni animaliste. Marco Gullà. Da oggi riapre la caccia anche in Sicilia. In realtà si tratta di una preapertura, visto che il via ufficiale è il giorno 21 del mese. Un via che arriva in un momento decisamente particolare, ovvero in cui il Parlamento sta discutendo il disegno di legge 1552 che potrebbe modificare profondamente le regole della caccia in Italia, vale a dire via libera alla caccia agli uccelli migratori sui valichi montani, caccia praticabile anche in primavera e nelle foreste demaniali finora considerate territorio ricreativo e turistico, riapertura degli impianti di cattura degli uccelli da richiamo, riduzione delle aree protette, accesso alle battute di caccia, di guardie giurate, di supermercati e banche. E non mancano, come di consueto, le proteste delle associazioni animaliste e in particolare della LAV. La Regione Sicilia ha deciso di fare un ulteriore favore ai cacciatori, consentirgli di uccidere ancora più animali, anticipando l'apertura a oggi, 1 settembre, quindi 15 giorni di ulteriori massacri nei confronti di animali indifesi che si trovano magari sulle rotte migratorie per il solo esclusivo piacere dei cacciatori. Nel frattempo noi di LAV abbiamo raccolto 50.000 firme per una proposta di legge per l'abolizione della caccia che sarà discussa a breve al Senato. In tutta Italia saranno 15 le specie cacciabili, tra queste la cornacchia grigia e la cornacchia nera, poi il colombaccio, la quaglia, la tortora selvatica, il merlo, il beccaccino. Caccia consentita quasi ovunque, solo da appostamento. Altre notizie: 18 migranti egiziani sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa e trasferiti a Porto Empedocle sono stati inseriti in quella che si chiama procedura accelerata di frontiera. Hanno dichiarato di essere arrivati per motivi economici. La Commissione territoriale di Agrigento dovrà decidere in tempi rapidi sul loro futuro. I particolari con Davide Sardo. Sono arrivati in Italia dichiarando di cercare lavoro e migliori condizioni di vita, ma motivazioni esclusivamente economiche non rientrano nella Convenzione di Ginevra. Per questo 18 cittadini egiziani sbarcati a Lampedusa e trasferiti a Porto Empedocle sono stati inseriti nella cosiddetta procedura accelerata di frontiera. A selezionare i nominativi è stato l'ufficio immigrazione della questura di Agrigento. 22 migranti inizialmente individuati, 4 esclusi subito per carenza di requisiti, 18 quelli effettivamente avviati al percorso. Venerdì la Commissione territoriale ha già ascoltato i primi 13, domani toccherà agli altri 5. Questa procedura prevede tempi rapidissimi. Il richiedente viene sentito entro 7 giorni, nei successivi 2 arriva la decisione collegiale. In caso di diniego scatta l'espulsione, che può essere impugnata entro una settimana, ma senza sospensione automatica. Solo il giudice, infatti, può bloccare il rimpatrio.
Gli egiziani sono al momento ospitati nel centro di accoglienza Villa Sicania di Siculiana. Per loro il futuro in Italia dipenderà dalle decisioni che la Commissione territoriale adotterà nelle prossime ore. A Messina oltre 10.000 kit per la misurazione del tasso alcolico sono stati distribuiti nell'ambito della campagna dell'azienda sanitaria per promuovere la sicurezza stradale tra i più giovani e salvare vite. Una campagna che ha anche coinvolto i locali notturni. Francesco Triolo. 25.000 volantini, ma soprattutto 10.400 etilotest distribuiti. Sono i numeri della campagna di sicurezza stradale portata avanti all'ASP di Messina nelle ultime settimane, quelle in coincidenza con l'esodo e il controesodo estivo in cui l'aumento del traffico porta con sé maggiori rischi. Camper informativi in piazze strategiche d'estate come Ganzirri e Torrefara a Messina, i caselli autostradali o gli imbarchi dei traghetti scelti per la distribuzione di materiale divulgativo. Il messaggio che noi vogliamo dare è quello più ai giovani oltre che alle famiglie, è quello di avere un uso anche responsabile degli strumenti digitali, in particolare del telefonino, una minore distrazione sia quando si guida che quando si cammina, diciamo, quindi anche a chi accompagna l'autista. La risposta è positiva da parte di tutti, quindi della comunità, sia giovani che persone più adulte. La campagna ha lanciato un messaggio chiaro: guidare con prudenza e l'attenzione e il rispetto per sé e per gli altri può salvare delle vite, e particolare importanza ha rivestito la sensibilizzazione nei lidi e nei locali notturni nella zona nord di Messina. Anche il discorso della distribuzione degli alcol test a fine serata è stata una cosa che è piaciuta molto, è diventata anche un po' un gioco, ma allo stesso tempo è servita tantissimo a chi poi di fatto si è messo alla guida di capire effettivamente se era in condizioni o meno di guidare a norma di legge. Da metà settembre partirà quindi la seconda fase di educazione stradale, con attività educative nelle scuole secondarie e distribuzione dei kit per la misurazione del tasso alcolemico in alcune serate nei locali notturni. Spettacolo ad Agrigento con i suggestivi quadri di Liolà firmati da Mario Incudine. Si è chiusa al Teatro dell'Efebo la 36esima settimana pirandelliana, una rivisitazione musicale e teatrale dell'opera del premio Nobel, accolta da lunghi applausi e arricchita dalla consegna dei premi Caos Pippo Montalbano, servizio di Davide Sardo. Un tripudio di musica, teatro e poesia pirandelliana. Gli spettacolari quadri di Liolà hanno chiuso al Teatro dell'Efebo di Agrigento la 36esima settimana pirandelliana davanti a un pubblico che ha tributato lunghi applausi. Lo spettacolo, firmato da Mario Incudine, ha offerto una rilettura intensa e coinvolgente del capolavoro pirandelliano, fondendo tradizione popolare e innovazione musicale. Per me è una grande gioia, perché Liolà è un personaggio intramontabile, è forse uno dei personaggi più belli di tutta la letteratura pirandelliana. Devo dire che farlo in questo posto per me ha un valore assoluto, quindi musica, le parole di Pirandello. Questa è una commedia musicale, già Pirandello la scrive così, io l'ho rimaneggiata un po', l'ho diciamo riempita delle mie musiche, e devo dire che maneggiare le parole di Pirandello è emozionante. Prima della rappresentazione, gli attori del nuovo piccolo teatro hanno condotto la cerimonia di consegna dei premi Caos Pippo Montalbano. Tra i premiati Camillo Mascolino, Tom Sinatra, Stefano Trizzino e lo stesso Mario Incudine. Un finale che ha suggellato con emozione e applausi la grande festa della parola pirandelliana. È il momento della nostra pausa, tra poco le ultime notizie a poche ore dalla chiusura del calciomercato. State con noi, vi aspetto. Il Palermo a riposo dopo le prime 2 giornate di campionato, adesso la sosta. Al lavoro invece il DS Carlo Osti per queste ultime ore di mercato. Marco Gullà. Lo 0-0 con il Frosinone ha comunque messo in risalto il carattere del Palermo di Pippo Inzaghi. Una squadra che lotta, costruisce, sfiora la vittoria, ma al contempo accetta anche di pareggiare e non rischiare altro. Il mood di Inzaghi è proprio questo, quando non si può.
meglio non prenderle. E allora il pari con i ciociari ha un significato comunque positivo. Adesso la sosta permetterà ai siciliani di fare nuovamente il pieno di benzina. Alla ripresa sfida esterna contro il Sud Tirol. Ma c'è il mercato che chiude stasera alle 20, il Palermo ha i cancelli quasi chiusi sia in entrata che in uscita. Dopo l'arrivo dell'esterno Samuel Giovane, il DS Osti è comunque ancora al lavoro per regalare forse un ultimo colpo a Pippo Inzaghi. Nelle ultime ore i nomi di Benesischi e De Ciglio sono stati accostati al club di Viale del Fante. Profili di assoluta esperienza, entrambi classe 92 e attualmente svincolati dopo le rispettive ultime esperienze con le maglie di Sampdoria ed Empoli. In uscita, dopo aver perfezionato il passaggio di Magnani alla Reggiana e di Di Francesco al Catanzaro, Osti voleva anche cedere Verre, che però resterà in rosanero, da separato in casa. Ultime ore di calciomercato, dicevamo, il gong è alle 20, ufficiale l'acquisto del Catania di Simone Leonardi dalla Sampdoria, ma la punta catanese va in prestito alla Ternana. Frisenna è un nuovo giocatore del Siracusa, a Trapani si punta a sfoltire la rosa. Francesco Triolo. Le ultime calde ore di calciomercato, il direttore sportivo del Catania Vano Pastore da ieri allo Sheraton di San Siro, sede delle ultime trattative, cercherà di chiudere tutte quelle che il Catania ha intavolato nei giorni scorsi. La prima è stata quella di Simone Leonardi, punta centrale di 20 anni di proprietà della Sampdoria, catanese di nascita, che ha firmato un contratto di 5 anni con i rossazzurri. Ma il suo è un acquisto in prospettiva, tanto che non tornerà subito nella sua città, ma verrà girato in prestito secco alla Ternana. Stessa formula anche per il centrocampista Rino Frisenna, che si trasferisce al Siracusa per la prossima stagione con l'obiettivo di giocare con continuità. Sarà il pomeriggio poi a dettare i tempi stretti, visto che il gong ai trasferimenti sarà alle 20. In discussione c'è lo scambio con la Juve Stabia tra Quaini e Buglio. Cerca più spazio anche Allegretto, ma non sono arrivate offerte e si vedrà nelle ultime ore. In caso di cessione, l'idea del DS Pastore è quella di andare su Frascatore dell'Avellino. In uscita c'è Luperini, sul quale sembrerebbe esserci il Frosinone. Dovrebbero rimanere a Catania invece sia Lunetta che Jimenez, per il quale si discuterà nei prossimi mesi sul possibile rinnovo. Il Siracusa, oltre Frisenna, lavora al trequartista. Un possibile nome è Simone Russini, lo scorso anno al Padova. A Trapani l'obiettivo è quello di chiudere per un attaccante, l'obiettivo è Gori dell'Avellino, mentre in uscita ci sarebbero 2 centrocampisti, Carriere e Segberg, ed uno dei 4 portieri attualmente in rosa. Siracusa bello ma sfortunato a passare al De Simone è il Monopoli, vittorioso per 2-1 in rimonta. Marco Petrolito. Un Siracusa volitivo, a tratti arrembante, cede nonostante una buona prestazione al cospetto del Monopoli. A Nicola De Simone sono i pugliesi ad avere la meglio, 2-1 in rimonta, al termine di una gara vibrante, ricca di occasioni da gol e che a tratti gli azzurri, soprattutto sull'1-1, sembravano poter riuscire anche a vincere. Gli episodi però, ancora una volta, non hanno sorriso alla squadra di Turati, che dopo i tentativi iniziali di Falzerano per i pugliesi e di Contini per gli azzurri, era passata in vantaggio al 13° grazie al tapin di Capanni all'esordio in maglia azzurra. Immediato il pari del Monopoli, che ha risposto al 14° con il preciso destro vincente di Fall. Siracusa che però nel finale di tempo e soprattutto a metà ripresa ha più di un'occasione per tornare avanti, ma al 67° il bel pallonetto del neoentrato Valente viene neutralizzato in tuffo da Piana. Qualche minuto più tardi, in una delle rare proiezioni offensive imbastite dai biancoverdi nel secondo tempo, l'episodio che decide il match. Falla interviene in ritardo nel tentativo di anticipare Longo in area e l'arbitro decreta il penalty, con lo stesso Longo che dagli 11 metri trasforma con un pregevole cucchiaio. Inutili nel finale gli sforzi profusi dal Siracusa, che ci mette l'anima lasciando il campo tra gli applausi dei suoi oltre 4.000 tifosi, ma che resta ancora, come accaduto a Salerno la settimana scorsa, a bocca asciutta e a secco di punti. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie è alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.